c'è una domanda che mi ha fatto il mio collega e coautore e mi dice: ma tu che ne pensi del movimento a 3 Stelle? Ma io ti dico, questo movimento che nasce alle foci delle Alpi Carpazie e arriva a Torino capeggiato da Lavo Arcanda, quelli che dice Broni, ti dico, guarda, hai fatto 29, hai fatto 30, ma allora fai 31, che lo dice anche il proverbio, e quindi significa che non si inventa niente. Ma però c'è sta pure il fatto che allora l'altro potrebbe dire, allora visto che c'è stai, ti dico pure che Mussolini era tanto una brava persona e al massimo ti mandava 2 settimane a fare campeggio libero a Ventotene e non si è mai lamentato nessuno, e che Andreotti, anche se è stato sempre mafia in chiesa, è il nonno di tutti noi italiani ed è amatissimo dai bambini, e che Bruscoloni se ne era per qua a Bussimona da Merkel a Torino Europa, quella che a San Sidi ci avrebbe mandato per grande sarti il bailo Cassaro del Bruscoloni. Allora ci sta fatto che tocca stare attenti, che uno si acchiappa a queste cose per poi, hai capito, e tocca stare pure e va a fa culo e il movimento a 3 Stelle, allora se da metti così, ah belli, e però che e la Grecia? Oh, ma hai sentito il discorso dei carta Lerner? C'ha ragione, oh. Da qua tocca ripartire, oh. La Grecia, oh, la patria della democrazia, oh. Se non è poco, e non mi sbaglio, mi pare che alla Grecia ci ha dato gente come Platone, Socrate e Zico, e questo era il mio messaggio di oggi.